It. Grandi navi, battaglia anche durante il question time alla Camera. Il ministro Toninelli conferma l'ipotesi Chioggia e svela una trattativa del ministero con i colossi della crocieristica. Riduzione del numero dei transiti e primi passaggi delle grandi navi sul canale Vittorio Emanuele III. Dopo l'incidente alla Giudecca al MIT si lavora alle prime contromisure in laguna. Alta tensione tra Venezia e Chioggia per l'approdo delle grandi navi. L'Ira di Brugnaro, si perdono migliaia di posti di lavoro. Le opinioni dei chioggioti tra pro e contro. Il prefetto no ai campanilismi. Nuovo fronte di crisi nella tormentata vicenda del Mose. Per il Ministero delle Finanze la sua struttura di gestione non è economicamente sostenibile. 54enne perde la vita precipitando col deltaplano a San Stino di Livenza. Il fratello era molto esperto e sempre prudente, forse un guasto al motore. L'ultimo corazziere del penultimo re d'Italia diventa commendatore della Repubblica, è veneziano e ha 100 anni, la cerimonia durante la festa dei Carabinieri. Notata sportiva, il cardiopalma per il Venezia e l'Umana Reyer, arancio nero verdi a Salerno per l'andata dei play-off, granata a caccia della finale nel match point con Cremona. Buonasera, ben ritrovati in diretta con i telegiornali di Antenna 3 Venezia. E dunque il Ministero delle Infrastrutture sta trattando con la grande crocieristica sulle grandi navi. Lo ha rivelato il ministro Toninelli durante il question time di oggi alla Camera. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta trattando con la grande crocieristica per trovare assieme ai privati una soluzione condivisa del rebus delle grandi navi in laguna. La notizia è arrivata durante l'odierno question time alla Camera e a darla è stato il titolare del Dicastero. In questo lavoro fatto, iniziato giugno 2018, nelle varie interlocuzioni del mio Ministero, ovviamente abbiamo parlato anche con i colossi di queste navi, colossi crocieristici, di queste grosse società crocieristiche, e con loro stiamo costruendo l'idea definitiva di un progetto che non abbia impatti ambientali, che non tocchi l'occupazione, che mantenga elevato il livello turistico, perché Venezia, mi pare scontato, debba tornare, perché non lo è più, il centro mondiale della crocieristica. I dettagli di questa trattativa rimangono al momento top secret, come pure la destinazione preferita dai privati e la tipologia di coinvolgimento di questi ultimi. Il question time odierno è diventato comunque terreno di scontro sul tema delle grandi navi, riaperto drammaticamente dall'incidente di domenica. 1. Serviva un incidente per convocare il comitato? Non poteva farlo nei mesi trascorsi? 2. La informo che il canale dei Petroli esiste già. La informo che il canale Vittorio Emanuele esiste già. Necessita solo di alcuni lavori di adeguamento per quanto riguarda le profondità necessarie. La informo che Marghera, il porto Marghera, esiste già, così come esiste già la stazione marittima, e che quindi la soluzione prospettata dal Comune e dalla Regione, dal Comune, Città Metropolitana e Regione, è una soluzione che avrebbe bisogno di pochissimo tempo, pochissime risorse per essere attuata. In questo momento di grande concitazioni sulle grandi navi in laguna tornano alla ribalta due temi che porteranno ulteriori polemiche. Da una parte c'è infatti l'ipotesi di riduzione del numero di transiti da parte della crocieristica tramite l'inserimento di nuove formule nel celebre algoritmo creato per regolare appunto il traffico lagunare. Dall'altra c'è l'attivazione dei passaggi nel canale Vittorio Emanuele, che già in passato ha diviso amministratori, esperti e cittadini. Qui potrebbero passare però, almeno secondo le prime stime, solo 50 navi su 500 e solamente più piccole. Sale ancora la tensione nel dibattito dunque sul futuro delle grandi navi in laguna, e tra Venezia e Chioggia è ormai scontro aperto. Il problema è che cosa vogliamo fare di questa città, che cosa vogliamo che Venezia diventi da qui ai prossimi 50 anni. Vogliamo che continui ad avere un porto commerciale, vogliamo che continui ad avere un porto crocieristico, o vogliamo dire basta, queste cose non sono più compatibili
con questa città? La domanda posta dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto è chiara e per una volta il problema non è l'assenza di risposte della politica, ma l'eccesso di risposte della politica. Nell'accelerazione sul dibattito grandi navi a Venezia provocato dal disastro sfiorato domenica sul canale della Giudecca si sono formati 3 partiti l'un contro l'altro armati. Regione e Comune sono per l'ampliamento del canale Vittorio Emanuele e l'approdo a Marghera, il Ministero Infrastruttura e Trasporti è per la deviazione della croceristica a Chioggia. 2 fazioni alle quali se ne contrappone una terza che vorrebbe tenere l'arrivo delle grandi navi fuori dalla laguna, a Lido o a Malamocco. La tensione è altissima. Alla festa dei Carabinieri di Venezia, Luigi Brugnaro e il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro siedono a pochi metri di distanza con 2 stati d'animo diametralmente opposti. Il fermo sostegno di Toninelli per Chioggia ha acceso gli entusiasmi del sindaco dei 5 Stelle. Avevamo già sentito le associazioni di categoria che ben accettano l'idea della croceristica delle grandi navi a Chioggia. Spero vivamente che il ministro Toninelli scelga Chioggia come sito ideale per portare la croceristica per il prossimo futuro. Me lo auguro davvero. Sta qua a pochi passi da lei c'è il sindaco di Venezia Brugnaro, gliel'ha detto? Adesso gliene parlo e glielo dico volentieri. Ma deviare le grandi navi a Chioggia non suscita in Brugnaro lo stesso entusiasmo di Ferro. Il sindaco di Venezia parla di avvoltoi e ricorda i posti di lavoro che si perderebbero nella sua città. Comunque va bene, lo dirà a tutti quelli che lavorano, 5.000 famiglie eccetera, insomma. Questo è il sindaco di Chioggia, va bene così. 5.000 famiglie spostate a Chioggia sarebbero e comunque rimarrebbe anche a Venezia una croceristica. Per chi come la prefettura di Venezia è chiamata ad un ruolo di mediazione tra le parti, non sono questi i termini per arrivare ad impostare un dialogo che è inevitabile. Non bisogna fare una questione di Chioggia o di Venezia, bisogna fare tenere presente che gli interessi sono molto più ampi sia di quello che è il Comune di Venezia sia di quella che è il Comune di Chioggia. Non possiamo ridurre tutto a una questione di campanile. Fin qui l'opinione dei rappresentanti delle istituzioni, ma noi abbiamo chiesto anche a cittadini e commercianti di Chioggia qual è la loro opinione sul progetto di spostamento delle grandi navi nella laguna sud. Fra le soluzioni che sono emerse nei giorni scorsi per risolvere il problema delle grandi navi a Venezia c'è quella di Chioggia. Siamo venuti qui a Chioggia a chiedere cosa ne pensano ai commercianti e alla popolazione. Sarebbe una grossa opportunità per Chioggia, visto che la nostra principale attività è il turismo, oltre naturalmente non dimentichiamo della pesca e dell'agricoltura, per cui per me le grandi navi sarebbe una grossissima opportunità per la città. Secondo me sì, è interessante la cosa. Un movimento a Chioggia, poi il turismo non farebbe male. Quindi bene le grandi Sì, navi? può essere sì, certo. Non è una cosa molto simpatica. Crea il suo disagio. È un disastro, io non le farei venire sulle lagune venete, fuori con i barconi, arrivano a Chioggia, sbarcano ma non dentro la laguna. Se passano le navi grandi fanno una scia che distruggono tutto, anche la semina, distruggono tutto, non dovrebbero entrare quelle navi. Favorevolissimo, sia per il commercio che per dare un po' di movimento a questa città che sembra un po' ferma su se stessa. Io e lui eravamo contrari, quindi non vorremmo che le grandi navi entrassero all'interno né di Chioggia né di Venezia. Anche no, sono un po' un fastidio comunque perché danno anche fastidio al paesaggio, tutto l'insieme, per me possono anche andare da un'altra parte. Perché no? Secondo me sì, così portano un po' di turismo extra. Che portano benessere, questa sarebbe la cosa principale. Poi tutto il resto viene. Secondo me sarebbe un auspicio buono. Almeno dà lavoro a Chioggia, per trovare lavoro devono andare a Marghera, devono andare a Mestre, devono andare a Milano, a Torino. Almeno stanno al suo paese qua. La mia vita, neanche quando mi ho sposato. Cosa volete fare la mia delle navi? Il tema delle grandi navi sta spaccando in due la politica veneta e sull'argomento si dividono anche i consigli comunali di Chioggia e Venezia. Grandi navi in laguna, anzi no, forse è meglio il Lido. E Marghera e Chioggia dove le mettiamo?
Il tema della crocieristica sta scaldando la politica veneziana e veneta in generale e sull'argomento si spaccano anche i consigli comunali di Venezia e Chioggia. Parliamo di una laguna che ha un tessuto molto sensibile, molto delicato e di un'economia molto importante. Noi abbiamo avuto negli anni passati delle toccate di mini crociere, di nave di minor stazza delle grandi navi che hanno portato dei benefici e quindi potremo continuare su questa esperienza, visto che è stata positiva e non di forte impatto. Il sito usato finora è stato l'isola dei Saloni, che dovrebbe essere il sito più importante, l'unico sito da tenere in considerazione. Noi non siamo attrezzati, i nostri fondali sono molto più bassi e quindi dovrebbero essere scavati in maniera importante e le banchine potrebbero anche cedere se si scava il fondale oltre una certa misura e quindi io sulle grandi navi sarei molto preoccupato a dare un sì, mentre sulle mini crociere, su comunque delle crociere più appetibili, più abbordabili, più di minori dimensioni, sarebbe veramente un fiore all'occhiello per la nostra città. Sull'argomento non risparmia polemiche e frecciate neppure il consigliere comunale di Venezia Felice Casson. Il Comune di Venezia e il Sindaco in particolare la stanno gestendo malissimo, non hanno capito che la situazione va risolta, hanno fatto confusione, sono come gli smemorati di Collegno. Esiste una sola soluzione storica che è mettere le grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, non bisogna più fare confusione tra i canali per salvaguardare sia l'ambiente, sia la città, sia la laguna e anche il posto di lavoro. Le grandi navi devono andare fuori dalla laguna di Venezia. Quindi al Lido? Fuori dalla laguna ci sono varie soluzioni, una ha già passato il vaglio della Commissione Via, credo che bene abbia fatto il Ministro Toninelli a ricordare a Zaia, a Brugnaro e a tutti gli altri smemorati che non esiste un progetto Marghera, che non è mai stato presentato. E mentre si dibatte sul tema grandi navi, migliorano intanto le condizioni delle 2 ferite ricoverate all'ospedale civile. Come stanno le ferite? Tutto sommato bene, direi, stiamo seguendo il loro decorso post-traumatico, nel complesso bene, insomma, ecco, abbiamo potuto intervenire come da protocolli, la terapia sta dando i suoi buoni frutti e quindi siamo assolutamente fiduciosi, contenti che tutto si possa concludere per il meglio. Delle 4 turiste rimaste ferite nell'incidente navale al terminal di San Basilio, 2 sono ancora ricoverate all'ospedale civile di Venezia. Le loro condizioni sono in miglioramento e inducono all'ottimismo. Si tratta di una 66enne australiana che presentava un trauma toracico dorsale e di una 71enne neozelandese con un trauma alla spalla che ha richiesto un'operazione. Sì, c'era una frattura dell'omero di destra che è stata appunto ridotta con intervento chirurgico, bene. Saranno dimesse prestissimo? Speriamo di sì, insomma, ecco, il nostro obiettivo è quello di poter fare a queste 2 signore il viaggio che devono appunto fare di ritorno verso casa nella maniera più sicura possibile. Ora ci fermiamo per qualche istante, voi naturalmente rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'informazione del telegiornale di Antenna 3 Venezia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ritenuto economicamente sostenibile il comma dell'emendamento sulla struttura di gestione del MOSE che era stato ricalibrato recependo le istanze dei territori interessati. Lo precisa in una nota il Ministero dei Trasporti dopo l'approvazione del super emendamento allo sblocca cantieri che prevede la nomina di un commissario per il completamento delle dighe alla Laguna di Venezia. L'emendamento al decreto sblocca cantieri che è stato approvato in commissione al Senato arriva dopo forti tensioni legate soprattutto alla copertura delle spese per la struttura commissariale incaricata di completare e mettere in opera il MOSE. Andiamo ora in provincia, a San Stino di Livenza, con l'ennesimo schianto mortale, stavolta con un deltaplano avvenuto a San Stino, vittima un 54enne, era molto esperto, un uomo sempre prudente, lo ha definito il fratello, non è escluso un guasto al motore. Un decollo andato storto, un volo brevissimo, una manciata di secondi, poi lo schianto violento contro un'abitazione.
Non c'è stato nulla da fare ieri nel tardo pomeriggio a San Stino di Livenza per un 54enne residente a Fontana Fredda nel Pordenonese, Enos Gaiga, imprenditore del volo dal momento che realizzava e gestiva piccoli velivoli. Fatale gli è stato il deltaplano che un amico voleva fargli testare. L'incidente è poco dopo le 18, non lontano dall'aviosuperficie Parco Livenza di via Fosson, da dove era partito. Sul posto sono arrivati alla spicciolata i responsabili del campo di volo, gli amici di Gaiga e il fratello Virgilio, che non ha voluto farsi riprendere in volto, ma ci ha raccontato di come il volo fosse per Enos la sua vita. Aveva la vita di 30 anni, faceva anche il produttore di piccoli ultraleggeri che volavano in acqua, sì, potevano atterrare in acqua e come tutte le cose anche un po' pericolose porta a queste disgrazie in parte. Poi saranno le autorità, le cose a spiegarci cosa è successo. Sul posto, oltre a SUEM e Vigili del Fuoco, i carabinieri, a cui spetta ora riferire l'esito dei rilievi alla Procura della Repubblica di Venezia, rilievi supportati anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'aviosuperficie. Non è escluso che a causare la caduta sia stato un guasto al motore. Il 54enne, riferisce il fratello, era un esperto di volo sportivo, deteneva il brevetto di un particolare deltaplano in grado di decollare direttamente dai corsi d'acqua, la cosiddetta barca che vola, con cui aveva avuto successo anche all'estero. E poi era sempre molto attento, quelle poche volte che io lo accompagnavo alle varie piste o quando volava con i suoi aerei, era una persona sempre che faceva sempre i controlli, se vedeva qualcosa che non andava, non partiva, era uno con la testa sulle spalle. Festa dell'Arma dei Carabinieri con un festeggiato d'eccezione a Venezia. L'ultimo corazziere di Re Vittorio Emanuele III è diventato commendatore della Repubblica. A settembre compirà 100 anni e a Venezia, alla celebrazione del 205° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, si sono tutti alzati in piedi ad applaudirlo. Giulio Biasin, veneziano, è l'ultimo corazziere del penultimo re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Classe 1919, Biasin ha prestato servizio al Quirinale dal 1939 al 1943. Ora, nel 2019, l'ultimo corazziere del re è diventato commendatore della Repubblica, un'onoreficenza ricevuta davanti all'Associazione Corazzieri da una delegazione giunta appositamente da Roma. Oltre alla consegna delle onorificenze, la festa dei Carabinieri è stata occasione per tracciare un bilancio che nell'ultimo anno di attività si presenta in chiaroscuro. I reati calano in generale, ma alcuni sono in aumento, dalla droga alle truffe online. E ancora, i furti calano dell'11%, ma le rapine aumentano del 4,5%. C'è poi il problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Le ultime operazioni eseguite sul territorio hanno confermato che il nostro è un territorio molto che fa gola a queste organizzazioni e quindi noi abbiamo anche la fortuna, e questo lo voglio dire, di avere come collaboratori alcuni colleghi che sono stati già in servizio in aree sensibili come la Campania, la Sicilia e la Calabria. Peraltro oggi sono stati premiati proprio per attività di servizio svolte in quelle regioni. Per Lunardo la festa di oggi potrebbe rappresentare il commiato da Venezia. Questo potrebbe essere per me l'ultimo anno che sono a Venezia, dovrei essere reimpiegato a settembre in un altro incarico e quindi, come dire, c'è un legame naturale, perché essere comandante è un grande onere, però è un grande onore soprattutto se si hanno dei collaboratori come quelli che ho avuto io. Serata vietata ai deboli di cuore per lo sport veneziano. Alle 20:45 il Venezia Calcio sarà impegnato in trasferta contro la Salernitana nella prima partita dei play-out di Serie B che dovrà decretare l'ultima retrocessione del campionato. Gli arancio-neroverdi si sono trovati di colpo a disputare questo match dopo il pasticcio legato alla penalizzazione del Palermo e al verdetto del TAR. Di portata diametralmente opposta l'impegno che alla stessa ora vedrà l'Umana Reyer confrontarsi con il Cremona nella delicatissima gara 4 della semifinale
semifinale di playoff di Serie 1 di basket. In ballo c'è l'accesso alla finale contro Sassari. Al momento i veneziani sono costretti a inseguire i lombardi, che con una vittoria nella partita di stasera staccherebbero il biglietto per la finale. E ora l'appello dei gestori dei chioschi in Lungomare Marconi e D'Annunzio al Lido di Venezia. E ora che l'estate sembra finalmente essere arrivata, l'Aurora Beach insieme a tutto il suo staff ha organizzato per voi molti eventi anche in collaborazione con altre realtà del luogo, con i quali speriamo di portare una ventata d'aria fresca in una piccola realtà che è quella dell'isola del Lido. Non spegneteci la musica. I gestori dei chioschi su Lungomare Marconi e D'Annunzio al Lido di Venezia lanciano un messaggio chiaro: lasciateci la musica, l'isola ha voglia di far festa. Certo, rispetto delle regole degli altri non devono mai mancare, ma l'isola non vuole essere trattata alla stregua di un dormitorio e gli operatori lanciano la sfida per un 2019 a tutta musica. Vi aspettiamo pertanto numerosi, pronti per farvi passare delle giornate all'insegna del relax e del divertimento, con i DJ set, i live music e la serata del Redentore. L'Aurora Beach è alla sua quinta stagione, ma l'appello coinvolge tutti i gestori dei chioschi sul lungomare lidense, che invitano i residenti, anche i più sedentari, a un po' di elasticità e tolleranza per far rivivere l'ex Isola d'Oro nel suo momento clou. Solitamente in ogni stagione sono invece numerose le proteste dei residenti che frequentemente chiamano ad intervenire le forze dell'ordine. Un po' di animazione e la convenzione degli operatori non guasterebbe, non solo per attrarre i turisti, ma anche per rendere piacevoli le serate estive dei residenti stessi. Cosa ne penseranno i lidensi? Si accettano scommesse. Dopo i telegiornali a 20:10 ospiti Andrea Tonello e l'avvocato Chiara Balbinot sul caso di Chantal, la bimba rapita dall'ex compagno ungherese dell'imprenditore padovano. È tutto per questa sera, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Gli strascichi di una perturbazione raggiungono parte delle nostre regioni, dove sarà possibile anche qualche precipitazione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori al mattino, dal pomeriggio però nuvole in aumento un po' ovunque, con qualche possibile rovescio, meno probabile tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 25 e 29 gradi. Stessa sorte anche per il Friuli Venezia Giulia, dove andrà meglio nelle ore mattutine, poi non si esclude qualche veloce acquazzone, specie sui monti, ma possibile fin verso le pianure. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 23 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sarà un giovedì a tratti instabile, a partire specie dal pomeriggio, con qualche precipitazione a carattere sparso. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 27 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.